Le locali del Cattozzo Polesella, in completa divisa nera, allenate da Giorgio Zamara ed Euro Chiarello, schierano l'alzatrice Marta Pellegrinelli, l'opposto Ilaria Tovo, il capitano Eliana Romagnoli e Domenica Monteleone schiacciatrici, Costanza Costanzini e Fara Avanzi centrali, Lara Breda libero. Le ospiti dello spaccio Chiali Vision Codogné in maglia bianca, guidate da Svetlana Safronova e Renzo Dalla Vecchia, giocano con Silvia Wolf alzatrice, Giorgia De Stefani opposto, Lidia Raffin e Ilenia Mazzon schiacciatrici, Lisa Savietto e Valeria Zuccato centrali, Alessandra Cattellan libero. In apertura il Codogné costruisce un vantaggio di 3 punti, ma subisce la rimonta delle locali spinte da Costanzini e Monteleone. La potenza e l'esperienza di Livia Raffin producono un nuovo allungo sul 14-10. Il vantaggio delle ospiti resta invariato fino alla seconda pausa tecnica. Costanzini e Monteleone danno un buon apporto in prima linea, ma il Codogné batte con intelligenza, mura, difende e contrattacca con la micidiale Raffin, scavando un solco profondo sul 21-13. Coach Zamara cambia alzatrice inserendo Anna Checchinato. Non cambia però la situazione del Polesella, che subisce i colpi di Zuccato e De Stefani. Romagnoli e Costanzini fanno del loro meglio, ma il Codogné chiude in scioltezza il primo set per 25-16 col muro vincente della Mazzon sulla Monteleone. Il Polesella riparte con la formazione iniziale. La ripresa si annuncia subito equilibrata, coi sestetti impegnati in una lotta punto a punto. Le polesellane ricevono meglio, cresce l'efficacia dei loro attacchi, a segno dai lati con Eliana Romagnoli, dal centro con la Costanzini, positiva anche a muro. Le trevigiane invece perdono qualche colpo, venendo staccate sul 10-7, ma Savietto, Mazzon e una conclusione errata delle locali invertono il trend. Poi l'errore della Breda sulla battuta della Savietto riporta avanti le ospiti sul 12-10. Segue una fase di scadimento con diverse imprecisioni da ambo le parti. Sembra che il Codogné possa allungare quando la Raffin inchioda a terra il pallone del 17-14. Invece incappa in una serie di errori in battuta, in attacco e in ricezione. Il Polesella risorge, raggiunge e supera le avversarie sul 19-17 grazie all'ottimo rendimento in prima linea di Romagnoli e Tovo. Le ospiti si dimostrano compatte e tenaci rientrando sul 22 pari, ma le ragazze in nero giocano con maggior lucidità nella fase cruciale. La Savietto manda fuori una battuta, le locali difendono e colpiscono col pallonetto vincente della Romagnoli, poi la schiacciata fuori della De Stefani consegna il secondo parziale al Cattozzo Polesella. Le atlete di Svetlana Safronova rientrano in campo col coltello tra i denti, mettendo subito alle corde le padrone di casa, che insistono ad attaccare da posto 4 con Tovo e Monteleone, incontrando tuttavia la forte opposizione del muro trevigiano. Riusciamo a variare anche noi i colpi, o facciamo sempre quelli, ma è valido per tutti. È valido per tutti. Poi una frenesia sotto rete, troppa. Questo errore, abbiamo fretta, raga. Giriamo sotto rete e andiamo verso la rete perché partiamo da fuori. Il Codogné neutralizza le conclusioni del Polesella. De Stefani e Mazzon martellano senza pause, ma l'arma in più delle ospiti è l'insidiosa battuta in jump float di Silvia Wolf che fa saltare la ricezione avversaria. Dal 7-5 la progressione inarrestabile delle trevigiane crea un break dalle dimensioni titaniche di 14 punti che fa volare il Codogné sul 21-5. Il Polesella non reagisce e il contrattacco vincente della Mazzon pone fine al terzo set. Il 25-6 sul tabellone è nel contempo severo ed eloquente. Il duro colpo subito stenderebbe qualsiasi squadra, ma non le atlete di coach Zamara, che lo assorbono presto e bene. La ripartenza sprint del Polesella avanti sul 5-1 fa capire che il match è ancora aperto. Tovo, Romagnoli e Monteleone ricominciano a colpire dai lati con regolarità. Il servizio delle polesellane crea parecchi problemi alla ricezione trevigiana. Il Codogné forza gli attacchi collezionando qualche errore di troppo con Mazzon e Raffin. Le locali aumentano il gap sul 14-8. De Stefani e Raffin riportano a -2 sul 15-13 le ospiti, che però difettano di continuità. La Mazzon sbaglia ancora ed è sostituita da Elisa Ortolan. Il Polesella espande nuovamente il vantaggio sul 18-14 e resiste al tentativo di rimonta del Codogné grazie a una super Romagnoli, che mette a terra 2 bordate proiettandole tutto nere sul 22-17. La banda numero 14 firma altri 2 punti, poi l'attacco della De Stefani non passa e il Cattozzo Polesella fa su il quarto set per 25-19.
La sostanziale parità è confermata dai primi scambi del tie break. Romagnoli e Costanzini rispondono all'implacabile Raffin, ma le ospiti sfruttano le finalizzazioni della Savietto servita dalle alzate precise di Silvia Wolf, portandosi avanti sul 5-2. La Monteleone e una ricezione errata della Mazzon rilanciano il Polesella sul 5-4, ma Lisa Savietto sigla altri 2 punti col pallonetto e con una battuta giudicata erroneamente fuori dal libero Breda, mandando le squadre al cambio di campo sull'8-5 per le trevigiane. Un mani fuori dell'ottima Romagnoli, un errore della De Stefani e un servizio vincente di Fara Avanzi cancellano il gap sull'8 pari. Il punto a punto resiste fino al break decisivo del Codogné. Tovo e Monteleone sono murate da Raffin e Mazzon. La Costanzini mette fuori un attacco su primo tempo, proiettando sul 14-10 le ragazze di Svetlana Safronova, che chiudono la partita sul 15-11 con l'attacco vincente della bravissima Livia Raffin. Questa sera abbiamo disputato una partita sicuramente sopra le nostre aspettative. È stata una partita molto intensa e molto ben giocata, a parte il terzo set che c'è stato un netto calo. Noi purtroppo, o per fortuna, con quelle alte in classifica siamo molto brave, molto grintose e capaci anche di risultati sorprendenti come stasera o come era stato a Noventa o come in casa loro, quando avevamo vinto 3-1. E invece a volte contro le squadre di media e bassa classifica ci lasciamo andare, ci adagiamo al loro livello, diciamo. E per il resto c'è da dire che il nostro campionato è stato un campionato, seppur con alti e bassi, abbastanza buono, e la salvezza è il nostro obiettivo da raggiungere prima possibile. Ci manca qualche punto che dobbiamo assolutamente prendere nelle prossime partite per stare tranquilli e finire il campionato in maniera tranquilla e serena. La nostra squadra si è costruita per il 50% nuova e da questo punto di vista bisognava creare un po' d'amalgama nuova rispetto all'anno scorso, dove abbiamo vinto bene il campionato di Serie C. Quest'anno sapevamo di affrontare un campionato particolarmente duro e questa partita, questa squadra ci hanno dimostrato di che pasta sono fatte le prime in classifica, anche se con questa squadra diciamo che abbiamo tirato su più di un punto, visto che abbiamo vinto in casa loro per 3-1 e portato via un punto anche questa sera. Abbiamo una grande squadra, una grande unità all'interno della squadra e soprattutto una grande allenatrice che ci riesce a tenere compatte anche nei momenti più difficili. Siamo riusciti a portarci a casa 2 punti, speravamo in 3, però visto il risultato dell'andata è andato bene così. Quest'anno sono arrivata qui a Codogné con delle belle aspettative, nel senso che la squadra era giovane, era competitiva e quindi secondo me questo campionato sta andando estremamente bene. Onestamente non ci aspettavamo di arrivare al primo posto, però abbiamo infilato 10 vittorie consecutive, quindi il campo parla da solo e a questo punto per la fine del campionato speriamo di rimanere dove siamo e di concludere magari anzitempo il discorso promozione. Quello che ci contraddistingue sicuramente è il gruppo, perché è vero che abbiamo delle individualità molto forti, però sicuramente il gruppo è come avere un settimo uomo in campo ed è quello che si sente anche dalla panchina. Ogni volta che la gente entrava il contributo si è sentito, vedi contro il top team, vedi in altre occasioni, e quindi secondo me la nostra forza è il gruppo, sicuramente. Sicuramente è un campionato al di sopra delle attese della società e penso anche di tutti gli addetti ai lavori, anche se io durante l'estate nella costruzione della squadra ci ho messo molta determinazione nel trovare le persone giuste, che forse all'inizio magari sono state un po' sottovalutate, però poi nell'arco degli 8 mesi sicuramente hanno fatto vedere, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista caratteriale, delle qualità che forse per alcuni erano nascoste, però per me è una sorpresa fino a un certo punto. Sicuramente per quanto mi riguarda il lavoro fatto dal tecnico e il gruppo che è stato costruito è forse il miglior gruppo che io abbia avuto in questi 7 anni a Codogné, per serietà, per dedizione e penso anche per qualità tecniche. Penso che se il prossimo anno saremo in B1, con qualche aggiustamento la squadra possa essere comunque competitiva, quindi sicuramente un anno
da ricordare e da incorniciare.